Buonasera a tutti. Lo Spazio Più in collaborazione con il Sinap oggi inizia con un ritardo degno di un Trenord Milano-Brescia. E a proposito di Brescia, nemmeno a farlo apposta, abbiamo l'onore di avere il nostro segretario generale aggiunto in presenza direttamente da Brescia, Antonio Fellone. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano sempre da anni. Ciao a te Fede, grazie sempre alla regia impeccabile, grazie a Mimmo, e vedo già collegato un mio grande amico fraterno, Prio, e ci tengo a dirlo. È un ritorno, quelli che a volte ritornano, ed è bellissimo, è un'emozione unica. Abbiamo con noi il nostro nuovo segretario generale aggiunto del Sinap, il dottor Mirko Manna. Ciao Mirko, buongiorno. E grazie dell'invito. Ma assolutamente, ormai ti puoi considerare anche tu un nuovo padrone di casa, no? Il padrone di casa ufficiale è Mimmo Magnetta, c'è Federico che fa il vice padrone e io sono un semplice No, io cristiano. sono un umile servo della vigna, come diceva. ecco. Ok, allora diamo le coordinate per chi volesse contattarci: 340-670-9659, ripeto 340-670-9659 per gli ascoltatori più timidosi, è il WhatsApp. E invece lo 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta senza filtri né censura, ma ovviamente stando sul pezzo. Lo Spazio Più con il Sinap e il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria ovviamente parla della situazione delle carceri, della sicurezza nelle carceri e anche fuori, perché come ben sapete Radio Libertà è un pubblico molto attento e conosce benissimo la realtà sia dentro che fuori, e anche dire che purtroppo si è sempre sulla cresta dell'onda. Mi ricordo quando abbiamo iniziato svariati anni fa era quasi un argomento carbonaro parlare di carceri, se ne parlava poco o niente, ora va di moda parlare di carceri. Noi come eravamo allora siamo ancora oggi, diciamo le cose che sono come sono e siamo ancora sul pezzo. Rigorosamente in diretta da via Calobrero 41 Milano, le ore 15:19 del 6 settembre 2024, il solito venerdì del Sinap. Sempre, ormai da anni e ci siamo arrivati a 10 quasi, se non ci siamo arrivati, era il 1900 Ambarabat 2. Abbiamo iniziato nel 17, nel 16, abbiamo iniziato nel 2016 e oggi a proposito di anniversari c'ho una persona a fianco a me che fa il suo compleannino delle chiavi d'oro. È il nostro... sono 23 anni di effettivo servizio, ecco, di guardia carceraria. Sono veramente orgoglioso, quindi sai quanto tengo io al nostro corpo, alla nostra divisa, e sono veramente orgoglioso. Di orgoglio e appartenenza ce ne vuole tanta. I miei primi 23 anni, ma diciamo che possiamo salutare prima di iniziare, scusami, una persona secondo me speciale che ha fatto un po' la storia delle Fiamme Azzurre alle Paralimpiadi, Federico Bicelli, Bresciano, che ha vinto la medaglia d'oro sui 400 metri stile libero, una bellissima medaglia d'oro. Siccome è un ragazzo che porta con un orgoglio impressionante la divisa della Polizia Penitenziaria, ha dato comunque orgoglio e soprattutto entusiasmo. Questi ragazzi delle Paralimpiadi sono stati straordinari, hanno sprizzato gioia, entusiasmo, una voglia di stare insieme, che è il succo dello sport. Ecco, se ancora di più c'è un uomo della Polizia Penitenziaria che indossa la divisa con orgoglio e dà come si chiama, lustro alla sua patria, portando un oro, è un esempio grandissimo, Federico Bicelli, e questa è l'appartenenza a cui Antonio tiene tanto, a cui teniamo tutti. Bisognerebbe trasmetterla ai tanti ragazzi giovani che adesso hanno iniziato questa avventura, questo lavoro, cioè di dare veramente valore alla divisa che indossate, perché ragazzi è importantissimo, per noi deve essere la seconda pelle, perché persone hanno dato la vita per questa divisa, fanno sacrifici tutti i giorni, rischiano nel quotidiano, quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi di indossarla e soprattutto nel nostro caso, mio e Mirko, ma tuo, di rappresentarla. Sbaglio, Mirko? Assolutamente no. Io spero che nei nuovi corsi, dopo aver rivisto quello che è il sistema di formazione che sinceramente chi lo aveva organizzato in precedenza sotto questi pseudo governi di sinistra avevano totalmente stravolto quella che era la formazione del poliziotto penitenziario. Eravamo arrivati a fare corsi dove si prevedeva lo scambio dei ruoli, corsi dove si prevedeva l'abbraccio all'albero, e con tutto il rispetto credo che in una formazione di poliziotti dobbiamo pensare ad altro, e questo è quello che stiamo dando alle nuove leve.
e stiamo cercando di ripristinare quella che è l'amore per il corpo della divisa che indossiamo. Io e Antonio ne sappiamo qualcosa perché siamo orgogliosamente appartenenti alla polizia penitenziaria, e il SINAP rappresenta questo, che è proprio l'amore verso un corpo di polizia preparato e qualificato. Mirko, perdonami un attimo, ma c'è anche l'altro conduttore che appartiene alla stessa famiglia. Io infatti sono invidioso, avrei voluto fare anch'io lo scambio di ruoli durante il corso, non me l'hanno fatto fare. Quindi ho intenzione di ricorrere a livello giudiziario contro il Ministero della Giustizia. Sì, vabbè, lo sappiamo tutti, Federico, anzi l'abbiamo elogiato spesso, no, in queste settimane, perché devo dire la verità, non mi stanco mai di dirlo, ha dimostrato un attaccamento al lavoro, alla divisa, perché noi andiamo in onda tutti i venerdì, non ci siamo fermati mai, tranne forse la settimana di Ferragosto, perché c'è stato imposto, però c'è stato imposto, altrimenti noi andiamo avanti tutti i venerdì. Sì. E Federico, devo dire la sincera verità, è raro trova una persona così, perché pur di non lasciare i colleghi da soli ha rinunciato ai permessi sindacali per venire a fare la trasmissione, qualche volta non è potuto intervenire, qualche volta è intervenuto al volo al termine del servizio, e va elogiato, perché non ce ne vorrebbero tanti così, quindi è inutile che fa il diversamente etero. No, vabbè, questa è una trasmissione operaia, noi facciamo i salti mortali per certo. esserci il più possibile senza rubare, insomma, energie, forza lavoro al corpo di polizia penitenziaria, ai nostri colleghi ovviamente, quindi questo va assolutamente ricordato. Almeno io e Antonio Fellone abbiamo sempre ragionato così, anche a costo di farci le notti in bianco e correre a destra e a manca. Vabbè, questo lo diciamo da anni, lo dice Mimmo, assolutamente. Atto, non fa niente nella vita, ma almeno questo l'ha sempre detto, il fatto che la classe non è acqua, signori, si nasce e non si diventa, noi modestamente lo nacquino. Più o meno. Mirko, allora, intanto veramente tu crepi, ti guardo e sono veramente orgoglioso di averti qua. Grazie. Come vedi la situazione attuale, ciò che è stato fatto, parliamo negli ultimi 2 anni, quello che abbiamo trovato, quello che c'era, quello che c'è e quello che dovrebbe esserci in futuro? Allora, la questione, secondo me, dobbiamo fare un excursus tra quello che realmente partiamo dai tagli della legge Madia, che ha messo in ginocchio la pianta organica del corpo di polizia penitenziaria e di fatto ha messo in ginocchio il sistema penitenziario. Possiamo parlare del blocco del turnover, le assunzioni al 50%, tutti i provvedimenti dei precedenti governi che ci hanno poi portato all'attuale situazione, ad incrementare quella che era la già difficile situazione penitenziaria. Possiamo parlare della sentenza Torreggiani. Probabilmente la sentenza Torreggiani in fase di prima applicazione ha generato un'eccessiva percezione di quello che è il sovraffollamento penitenziario, perché inizialmente si prevedevano i 9 metri quadrati esclusi suppellitti, quindi invece oggi sappiamo che sono 3 metri quadrati compresi suppellitti, quindi va rivista anche questa percezione, secondo me, errata del sovraffollamento penitenziario, ma va ancora più presa un focus su quello che è oggi l'attuale corpo di polizia penitenziaria e l'attuale carenza organica. È inutile dirci che in meno di 2 anni di governo, questo governo ha aumentato le assunzioni, portando ad un ingresso di abbiamo superato le 7.000 unità di polizia penitenziaria con l'ultimo corso che sta partendo e l'ultimo bando degli ulteriori 2.500 unità di polizia penitenziaria. Quindi possiamo dire che stiamo finalmente navigando verso una rotta giusta, mentre prima potevamo parlare tranquillamente di navigare in barca a vela contromano. Questo è quello che mi sento di dire, perché realmente la situazione delle carceri oggi sta cambiando favorevolmente sia nei confronti della sicurezza della polizia penitenziaria, sia in merito al sovraffollamento penitenziario che ho detto, siamo realmente in un sovraffollamento o è un'interpretazione data da provvedimenti sbagliati di precedenti governi? Quindi il ragionamento che dobbiamo fare è questo. Oggi, se poi prendiamo un focus sulla Lombardia, è normale, ci troviamo in una situazione critica, ma perché? Perché comunque
quella dalla Torreggiani, dalla Madia Torreggiani ai tempi di Orlando e Cartabia, ci siamo trovati a questa innovazione o idea malsana della vigilanza dinamica. La vigilanza dinamica, che è un'interpretazione sempre che ha dato chi governava illo tempore sul sistema penitenziario, prendendo quelle che erano le direttive europee di sicurezza dinamica. Ma dici, è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. La vigilanza dinamica, quella attuata come la stiamo attuando noi, è fallimentare. La sicurezza dinamica, quella che prevede l'Europa, è supportata comunque da strumentazione elettronica, quindi parliamo di celle che comunque si aprono con dei comandi, video ovunque, cioè noi credo che, ma posso parlare per il SINAP, ma credo che anche gli altri colleghi sindacalisti, cioè sono anni che chiediamo la bodycam. Questo perché? Perché siamo sicuri che il lavoro del poliziotto penitenziario è in linea con quello che è l'ordinamento. Siamo tutti ben consci che il primo compito del poliziotto penitenziario è la rieducazione, cioè tentare di rieducare il reo, e gli strumenti non sono gli svuotacarceri, gli strumenti sono garantire un lavoro, garantire sicurezza anche all'interno della struttura, dove troviamo soggetti più forti e soggetti più deboli. Questo è quello che facciamo come polizia penitenziaria, è questo che come SINAP chiediamo al governo, perché comunque quello che noi preme è la sicurezza degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, che sono madri e padri di famiglia, e quando vengono a lavorare devono lavorare con tranquillità e sapere che torneranno a casa. Una percezione oggi che purtroppo si è persa perché la mala gestione degli anni precedenti ci ha portato a questo. Un particolare ringraziamento va a oggi a chi governa, perché comunque abbiamo finalmente preso una strada che secondo me ci porterà finalmente ad avere un quadro chiaro di quello che è il sistema detentivo italiano dei prossimi 10 anni. Perché questo è quello che noi ci possiamo aspettare, un sistema detentivo che sia garantista della pena, della sicurezza, ma ancora di più della sicurezza delle donne e gli uomini del corpo di polizia penitenziaria. Penso che sia la base di ogni ragionamento. Assolutamente. Allora andiamo velocissimamente in Sì. pubblicità, così poi continuiamo la chiacchierata senza interruzioni. Pubblicità, torniamo subito con lo Spazio Più con il SINAP. Rieccoci in diretta con lo Spazio Più in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, con il vostro sparacazzate preferito Federico, a fianco a me Antonio Fellone, in presenza, in carne e ossa da Brescia, qua a Milano. No, vabbè, mi aspettavo una battutaccia, meno male l'hai evitata. Un ciccia e ossa, come dicono. Più carne che ossa. Sì. Comunque, detto poi ciò, Mimmo Magnetta. Vabbè, Mimmo è il padrone di casa, ovvio, quindi il plenum della regia, infatti c'è area di colpo di stato a Radio Libertà, ma poi non voglio anticipare gli eventi, lo vedrete voi. Mi volevo riallacciare a quello che diceva Mirko. E poi soprattutto il nostro ospite da Roma, il segretario generale aggiunto del SINAP, Mirko Manna. Niente, mi volevo riallacciare a quello che diceva Mirko, sono perfettamente d'accordo, assolutamente. Effettivamente noi ci siamo ritrovati ad oggi ad affrontare situazioni veramente critiche, ma io vorrei rappresentare una cosa: la tipologia dei detenuti negli ultimi 10 anni è totalmente cambiata. Noi ci troviamo in istituto persone che non possono stare in carcere e ce li ritroviamo lì. Volevo ricordare, l'abbiamo detto spesso, tu lo dici sempre, ringraziando sempre il fautore, no? Di colui che si è inventato la chiusura dei manicomi, sì. degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, che è diventato europarlamentare, tra l'altro. Ecco, qualcuno ha avuto il coraggio di votare il signor Marino insieme alla signora Salis e farli degni rappresentanti dell'Italia all'Europarlamento. Ve lo ricordiamo sempre, soprattutto ai fenomeni che dicono io non vado a votare, se
fa niente, No, me ne sto no. a casa. La Salis e Ignazio Marino vi La ringrazio. dichiarazione della Salis al carcere di San Vittore, ma guardate, perché non pensiamo a chiuderli proprio i carceri? Certo, come no. Ilariasalis.it, cioè, abbiamo anche la sponsor. Detto ciò, concordo con quanto ha detto prima Mirko, e aggiungerei, e Mirko sicuramente sarà d'accordo, oltre alle bodycam che sappiamo bene a breve potrebbe avere la polizia penitenziaria, perché questo governo si è attivato affinché la polizia penitenziaria fosse equipaggiata con le bodycam. Il taser, io non mi stancherò mai di dirlo, per me il taser è fondamentale all'interno degli istituti penitenziari. Leggevo l'altro giorno che è stato dato in dotazione anche alla polizia locale, non ricordo di che zona. Sì, di Cantù, ecco, nemmeno a farlo apposta, che è il paese del sottosegretario Nicola Molteni, che ne approfitto. quella di nuova generazione che ha 10 salutare. diodi o Certo. diodi, non so come, dove cade Quindi, l'accento, chiedo scusa, però Mirko è più efficiente. Mirko sarà sicuramente d'accordo con me che il taser è fondamentale. Con la nuova tipologia di detenuti che ci ritroviamo a vigilare, no? A gestire nel quotidiano, il taser è fondamentale, perché spesso noi abbiamo a che fare con energumeni, con gente che non ha nulla da perdere, quei soggetti che noi vediamo nei tanti TG che s'aggirano per la città nudi o salgono sulle macchine con in mano di tutto e di più, quei signori là li dobbiamo gestire noi all'interno degli istituti penitenziari a mani nude, spesso strafatti anche i primi giorni, a mani nude, e ciò significa che ci dobbiamo anche difendere, perché poi cosa accade? Ci difendiamo, facciamo il nostro lavoro, si sveglia la procura e ci ritroviamo tutti a processo. Scusate, Twitter, Quindi, come si diceva una volta, ora si chiama X. Io vorrei tirare le orecchie al governo, comunque agli esponenti della maggioranza di centrodestra, perché avevano fatto una promessa che è a costo zero, voglio ricordare. Avevano detto che sarebbe stata una delle prime cose che avrebbero realizzato, e invece non ce n'è nemmeno l'odore. Riscrivere la fattispecie del reato di tortura. Attenzione, nessuno chiede l'abolizione del reato di tortura, però è stato scritto con i piedi, e ora finire imputati per donne e uomini delle forze dell'ordine, in particolare della polizia penitenziaria, che ha in custodia quasi 60.000 detenuti, è facilissimo. certo, E questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nessuno chiede l'abolizione del reato di tortura, però una riscrittura puntuale e precisa, come dovrebbe essere la legge. Ma io credo che in merito si stia lavorando, non voglio spoilerare. Lo so, però qua sono passati quasi 2 anni ed era la cosa più semplice da fare. Però sì, Fede, io sono d'accordo con te. Purtroppo l'Italia è un paese molto molto particolare. Sbaglio, Mirko, che per toccare certe cose devi stare attento e farla per bene, perché altrimenti rischi di farti male. Ok, ora diamo voce a Mirko Manna, perché non lo sentiamo. Non ti sentiamo. La tortura è stato scritto male. Sì. È stato scritto male, ma è pur vero che questo governo ha introdotto un ulteriore reato, sì. che è quello di rivolta. Questo di fatto deflaziona la possibilità. Chiedo scusa a Mirko Manna, nostro ospite da Roma, però in questa radio abbiamo una regola ferrea, e può essere anche scomoda a volte, che quando gli ascoltatori ci chiamano gli diamo la precedenza. Quindi precedenza all'ascoltatore, e poi continuiamo col ragionamento. Chiedo pazienza a Mirko, che so benissimo che fa la trasmissione in trasferta, è molto più difficile che essere qua presenti. Quindi linea all'ascoltatore. Buonasera, chi è e da dove chiama? Ciao, sono Gianfranco, vi chiamo da Genova e intanto vi ringrazio per lo spazio che date. Io vi dico già, sono un ascoltatore critico, però vi ringrazio per lo spazio che date, perché non è scontato, tante altre radio non lo fanno, quindi vi ringrazio. E poi passo a quello che voglio dire. Voglio dire al signore che sta parlando, che immagino che lavori all'interno delle carceri, se è critico anche sui comportamenti che abbiamo visto negli ultimi tempi nei carceri minorili, di ragazzi che sicuramente hanno commesso dei reati e che si sono macchiati sicuramente di colpe, ma che sono stati vituperati, percossi, non voglio dire torturati perché mi sembra esagerato, ma è al corrente che comunque quella cosa là, insomma,
Grazie. Non mi veniva, no, aspetta, finisco. Nel fatto che le carceri non siano adeguate, cioè c'è anche il fatto che forse la formazione del personale non è proprio completamente adeguata e si creano poi delle situazioni per cui le persone che sono lì a scontare una pena si trovino a scontarne più di pene, cioè anche quello c'è, ok? Cioè, mi piacerebbe che dicesse anche quello. E io, per carità, sono solidale con i lavoratori sempre, però porca miseria, cioè, non possiamo prendercela con chi è l'anello più debole in quel momento della catena. È d'accordo? Sì, ma in effetti il nostro ospite, la prima cosa che ha detto, ci sono problemi con la formazione, quindi se all'inizio avesse un attimo prestato un po' più di attenzione all'ascolto, avrebbe colto che proprio il primo argomento con cui si è partiti è proprio la formazione. Quindi ringraziamo l'ascoltatore e rispondo io. Assolutamente. Mirko, posso rispondere un attimo all'ascoltatore? Ma ci mancherebbe, se vuoi poi allora, intanto partiamo dal presupposto che ci sono le sedi opportune e lì verrà fatta chiarezza. Partiamo da questo. Però io vorrei ricordare al nostro ascoltatore che non è una questione di guerriglie o altro. Allora, le dico con certezza che i nostri colleghi si alzano ogni giorno, indossano una divisa per andare a fare solo ed esclusivamente il proprio lavoro. Nessuno si sogna di alzarsi la mattina, andare negli istituti penitenziari e fare gli Highlander della situazione. Quello che è successo al Beccaria, perché io presumo che il nostro ascoltatore si riferisse a ciò che è accaduto al Beccaria, io voglio ricordare al nostro ascoltatore che uscì anche una notizia, venne fuori una notizia dove il nostro collega addirittura avrebbe approfittato sessualmente, avrebbe fatto delle avance a dei detenuti. Ricordiamo che purtroppo ai noi il 90% dei detenuti attuali degli istituti minori sono con la quasi totalità minori non accompagnati, sono detenuti stranieri. Quindi ed è emerso successivamente che era un fake, ecco, come si dice ora, semplicemente che quel collega quel giorno non era in servizio, lo dice Porru, non lo dice Antonio Fellone, c'è un intervento del noto giornalista Nicolò Porru, dove tra l'altro il giudice ovviamente ha archiviato la posizione del collega che quel giorno non era in servizio e ha indagato i detenuti per falso, no? Quindi, bisogna informarsi con la I maiuscola, quello che cerchiamo di fare noi con questo spazio. Informatevi bene, quello diciamo, perché ci sono dei media, uno in particolare mi viene in mente, ma non gli voglio fare pubblicità perché già si impegnano i suoi giornalisti a essere sempre lo diciamo domani il nome. Ecco, bravo, domani, che fa insomma non è molto corretto con la polizia penitenziaria, cerca di vendere molte più copie attaccando il corpo, un'istituzione dello Stato che è a difesa anche loro. Ti devo interrompere, Antonio, perché sempre per la maledetta regola che abbiamo un altro ascoltatore in linea, quindi diamo oggi le linee scottano e noi diamo, anche se l'estate sembra che sia finita, quindi diamo la linea ascoltatore e poi finiamo i ragionamenti. Chiedo anche un po' di pazienza a Mirko. Buonasera, chi è e da dove chiama? Ciao, buonasera, sono Vito, chiamo da Matera. Mio papà era un poliziotto penitenziario, all'epoca si chiamavano secondini o altrimenti guardie giudiziarie. Sì, agenti di custodia, con la precisione. Polizia penitenziaria. Medaglia d'argento per il servizio, è stato anche educatore, quindi aveva dei detenuti che volevano lavorare con lui per la manutenzione degli impianti, detenuti che alla sua morte vennero al funerale e mi ringraziarono, mi fecero i condoglianze dicendomi: grazie al tuo papà ho imparato un mestiere. Non sono d'accordo sulla questione del condannare la polizia penitenziaria, è l'anello più debole. In carceri sovraffollate, con un numero esiguo di persone, e c'è anche un alto tasso di suicidi tra gli agenti, tra la polizia penitenziaria. Poi, riguardo i minori, tutto questo buonismo, vorrei ricordare l'ultimo caso, quel 17 anni che ha ammazzato la famiglia. Bravissimo. Allora, bravissimo. E tanti altri che sono peggio degli adulti, con delitti efferati. Certamente le carceri saranno e sono sovraffollate, però mi ricordo che 50 anni fa non è che nelle carceri stavano tanto meglio i detenuti, però c'era una forza penitenziaria abbastanza forte, quindi
non c'erano turni massacranti. Questo è quello che vorrei dire io, non perché mi sento toccato in quanto mio padre era un appartenente a detto ordine, ma perché è la logica. Poi seguire delle fake news, stare lì col dito puntato addosso e poi immediatamente appena capita qualcosa dagli su allo Stato, dagli su al penitenziario e poi quando scappa, ma è colpa dei che non hanno certo. vigilato, è sempre Bravissimo, colpa nostra, è sempre colpa vostra. Bravissimo, bravissima, corta in pieno quello che volevo dire io. Grazie mille. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie, guarda, mi ha fatto piacere anche l'orgoglio con il quale parlava del papà, è stata veramente una bellissima telefonata. Cerchiamo uomini speciali per un compito speciale, ecco il vecchio bando di arruolamento degli agenti di custodia. È una cosa giustissima, effettivamente come dicevamo prima, negli ultimi anni la tipologia dei detenuti è totalmente cambiata. È cambiato il mondo. Agli adulti e ai minori. Agli adulti soprattutto con la chiusura degli OPG abbiamo dentro di tutto, quindi accade veramente l'impossibile all'interno degli studi penitenziari e credetemi, lo dico tranquillamente perché tutti i giorni siamo sul pezzo, io, Mirko, Raffaele, Roberto, tutti coloro, Federico che ci lavora e lavora in prima linea. La situazione è totalmente cambiata, non si possono fare paragoni con 20 anni fa, oggi abbiamo delle strutture vecchie. Se parliamo dei minori, ne parlavamo in privato con Mirko, correggimi se sbaglio, oggi abbiamo una tipologia di detenuti minori completamente diversa rispetto a quella di 10 anni fa. E assolutamente, i giovani adulti hanno portato comunque sia a stravolgere quello che è il sistema penitenziario minorile e non ci siamo adeguati per questo nuovo tipo di utenza. E sostanzialmente è quello, un conto è gestire un 16enne, 17enne, e facciamo anche un 18enne, un conto è gestire un giovane adulto che arrivano fino a 25 anni con delle storie pregresse nelle loro provenienti da nazioni diverse, in cui probabilmente hanno anche difficoltà nel comprendere quelle che sono le leggi italiane e sono criminali veri e propri, che hanno gestito magari imperi, possiamo parlare della Colombia, possiamo parlare del Brasile, Albania, cioè sono persone che comunque sia vengono con una criminogenesi ben definita, quindi la gestione di queste persone non può essere la stessa del ragazzo sedicenne o del 17enne che probabilmente non sappiamo che cosa è scattato, questo poi lo lasceremo agli psicologi, alla procura per comprendere il gesto del 17enne. Per rispondere al signore che ci ha chiamato prima, la questione non è, cioè non bisogna credere a tutto quello che i media ci propongono o ci propinano, perché poi, come diceva Federico, il discorso delle fake news e quant'altro. Allora, partiamo da un presupposto: la polizia penitenziaria la mattina si alza per andare a lavorare, il cui compito è il reinserimento di queste persone e non aggredire queste persone. In 28 anni non ho mai, dico mai, visto un collega impazzire e usare violenza fisica nei confronti di un detenuto. Spesso si è costretti a fare uso di coercizione fisica proprio anche per evitare che gli stessi si facciano male tra di loro. Cioè perché c'è un soggetto debole e un soggetto forte, questo avviene dentro e avviene fuori. E spesso interveniamo proprio per salvare il soggetto debole, che viene messo in mezzo da... Il problema è un altro: in tutti questi anni di gestione, in tutti questi anni di strutture penitenziarie, va bene il sovraffollamento, va bene la carenza organica della polizia penitenziaria, ma nessuno si è mai preoccupato di adeguare le strutture penitenziarie. Che alcuni carceri siano fatiscenti è sotto gli occhi di tutti. Se parliamo di un Palermo Lucciardone, dove le stesse postazioni degli agenti, se entriamo in un bagno troviamo umidità e quant'altro che parte da sotto per arrivare fino ai tetti, il problema è un altro: sono carceri borbonici. Allora, o si ha il coraggio di creare nuove strutture e di investire su strutture completamente diverse ed adeguarle a quelle che sono poi le linee guida europee, o non possiamo scaricare la colpa sulla polizia penitenziaria se poi non abbiamo le strutture fanno schifo. Cioè, sostanzialmente è questo, non dipende dalla polizia penitenziaria. Noi siamo demandati alla sicurezza e facciamo parte di quella che è
un collegio per il trattamento e la rieducazione. Facciamo parte di questa struttura dove forniamo il nostro elemento, che è la sicurezza sul comportamento del detenuto, ad una commissione composta da figure professionali che sono integrate nel sistema penitenziario per valutare se il reo è idoneo o meno al ritorno in libertà. Le aggressioni, Antonio prima ha parlato del taser, ok? Devo dire che c'è stata profonda delusione quando poi sostanzialmente lo hanno dato a tutti tranne che alla polizia penitenziaria. L'allora garante dei detenuti parlava comunque sia che era un'arma e che c'era il rischio che dotare la polizia penitenziaria di quest'arma. Assolutamente no, perché si rischia. Poi magari io e Antonio litighiamo fuori un bar, intervengono i colleghi dell'Arma dei Carabinieri e utilizzano il taser, magari uno di noi due ha un problema cardiaco, loro non lo possono sapere e da lì nasce purtroppo il caso emblematico, è morto durante un arresto. Vorrei ricordare all'opinione pubblica e al governo, all'interno delle carceri fortunatamente è sempre presente, o quantomeno quasi sempre, un medico. Quindi significa che l'utilizzo del taser per la polizia penitenziaria è comunque con la massima sicurezza, perché comunque prima di utilizzare il taser si potrebbe chiedere il nulla osta al medico che è l'unico che conosce la situazione sanitaria del detenuto, e quindi ci potrebbe essere sì, potete utilizzarlo o no, senza entrare nel merito delle patologie, perché comunque sia sono questioni di privacy e tra l'altro al poliziotto penitenziario non interessa. Questo che cosa significa? Che comunque si eviterebbero le colluttazioni, si eviterebbe quello che prima l'ascoltatore ha detto. Giustamente dice, è un conto è parlare di una persona, perché non troviamo tutti i poliziotti penitenziari alti 2 metri e di 110 kg, troviamo poliziotti penitenziari, anzi tra l'altro tra gli ultimi ragazzi o ragazze da 1,60 m, 1,70 m con detenuti di 2 metri. Quindi proprio per evitare la colluttazione, proprio per evitare che si arrivi a farsi veramente del male sia da una parte che dall'altra, il taser potrebbe essere sicuramente la soluzione ideale per evitare proprio questo, perché comunque è un'arma che consente di mettere in arresto colui che genera l'evento critico, senza avere ripercussioni sul personale e su altri detenuti che potrebbero essere coinvolti nell'evento critico. Mirko, perdona l'interruzione, poi ricordiamo che ha una deterrenza impressionante. Bravissimo. Perché all'esterno basta farlo vedere il 97% delle volte, basta solamente mostrarlo e si stoppa la situazione potenzialmente pericolosa. È un po' come la bomba nucleare, no? Quando in Ucraina e in Russia esagerano, c'è sempre Putin che dice noi abbiamo la bomba, e quelli si fermano. Cioè, è brutta dirla così, però così si capisce a casa. Il 97% delle volte basta solamente farlo vedere, il taser e non altro. Quindi cari amici a casa, guarda, per riallacciarmi a quello che mi dicevi tu, giusto sempre per dare una corretta informazione, qualche tempo fa, credo se non ricordo male, a Teramo c'è stato un detenuto, uno di questi qua facinorosi non avvezzi al rispetto delle regole, che ha spaccato di tutto e di più in istituto, si è fatto male, è stato portato al pronto soccorso, al pronto soccorso ha continuato, spaccava di tutto, a un certo punto ovviamente è arrivato in supporto dei colleghi che lo stavano piantonando lì al pronto soccorso, è arrivato in supporto una pattuglia della Polizia di Stato che ovviamente era dotata di taser, ma lo sai che il detenuto mentre continuava a spaccare, appena ha visto la Polizia di Stato e soprattutto alla vista del taser, c'è la notizia, non lo dico io conosco la storia perché siamo stati chiamati, informati, il detenuto alla vista del taser si è fermato, si è bloccato, si è seduto, non si è più mosso, Fede. Quindi chiediamo al governo, è una richiesta che facciamo al governo, tiriamo la giacca a chi di dovere. Questo va detto, non è stato utilizzato, in questo caso il taser non è stato utilizzato. E tu pensa un attimo quello che potrebbe accadere all'interno degli studi penitenziari. Già solo il fatto di sapere che la polizia penitenziaria finalmente ha in dotazione uno strumento. Uno per carcere, non stiamo chiedendo di armare tutta la gente, di fare dei carceri, dei John Wayne, dei Far West, dei deve essere gestita come un'arma di reparto, ma secondo me
quello che possiamo chiedere al ministro Nordio, anche come organizzazione sindacale a questo punto, ma lanciamo un appello visto che siamo in radio, è proprio questo: iniziare una fase sperimentale sull'utilizzo, come hanno fatto per le altre forze di polizia, decidere in quali istituti partire con questo lancio e proviamo. Poi, se vediamo che è fallimentare, torneremo indietro come hanno fatto da altre parti. Io ritengo che sia utile e che sia comunque sia uno strumento, oltre che deterrente, come diceva Federico. C'è anche il discorso che è realmente uno strumento che evita che si possano generare una serie di collusioni tra il personale e l'area detentiva. Quindi questo limiterebbe sicuramente i danni. Sì. E ricordiamo che in carcere le armi ci sono già, spesso e volentieri le occultano i detenuti, coltelli, punteruoli, pezzi di vetro appuntiti, gira davvero in qualche carcere nel passato, attenzione, girava anche qualche arma automatica. Quindi attenzione cari amici a casa, a Frosinone pochi anni fa è accaduta una cosa del genere, con i droni purtroppo è ancora più facile l'introduzione di armi, quindi vi lascio immaginare quello che insomma si potrebbe risparmiare a livello di sangue. È una battaglia che a livello sindacale sicuramente porteremo avanti, Mirko, quella del taser, perché abbiamo ottenuto le bodycam, ripeto, sono in fase di acquisto, questo ci è stato riferito. Sbaglio, Mirko? No, assolutamente. Dovrebbero arrivare al reparto e la prossima battaglia è quella del taser, perché ripeto, per me è un ottimo deterrente. Come hai detto tu, è brutto dirlo, ma è così, perché effettivamente oggi ti ritrovi a che fa con veramente degli energumeni, gente che non ha nulla da perdere, e gli unici che non sono armati all'interno di un istituto penitenziario è il corpo di polizia penitenziaria, e spesso a pagare dazio sono anche gli altri operatori. Ricordiamolo sempre che all'interno degli istituti penitenziari non c'è solo la polizia penitenziaria, ma c'è l'area sanitaria, ma ci sono gli educatori, i famosi funzionari giuridici pedagogici, psichiatri, infermieri, direttori pure. Chi deve garantire la sicurezza a queste persone è la polizia penitenziaria. Però ad oggi, lo ripeto, la polizia penitenziaria è disarmata, quindi come facciamo noi a garantire la nostra, ma soprattutto la sicurezza di altri operatori che altri detenuti, attenzione. E altri detenuti, assolutamente sì. Mirko, Mimmo vuole intervenire. Sì, mo basta, fa sempre piangina, insomma, in fondo avete i guanti antitaglio, se un detenuto vi mostra un coltello col guanto antitaglio lo potete bloccare, su. Ho visto mio cugino fermare un camion con quei guanti. Guarda, mio cugino, non è una questione di fare i piangini, è una questione di dire le cose come stanno, perché ripeto, se il peggio del quotidiano non accade negli studi penitenziari, signori cari, bisogna ringraziare coloro che veramente ci mettono tanta forza, abnegazione, passione, serietà, perché altrimenti la situazione ad oggi è veramente critica. E io voglio aggiungere che rispetto a quello che diceva Mirko, effettivamente se parliamo di questione governativa, io voglio ricordare che questo governo, quando si è insediato, si è ritrovato con istituti veramente a pezzi, erano anni che non stanziavano fondi, e voglio ricordare che il ministro Salvini, ministro delle infrastrutture e trasporti, ha stanziato 166 milioni di euro e a breve sarà nominato un commissario. Speriamo presto. A brevissimo, notizie vi posso dare, a brevissimo sarà nominato un commissario per la gestione proprio dell'edilizia penitenziaria. Quindi dei passi sono stati fatti, come diceva Mirko prima, sono state fatte delle assunzioni rispetto al passato, però veramente la situazione va ulteriormente attenzionata e secondo me vanno vagliate anche altre soluzioni, che è quella che è la gestione di una certa tipologia di detenuti, che deve essere assolutamente rivista. Mirko, che ne pensi? Assolutamente d'accordo, Antonio, e farei un passaggio anche sul discorso della sanità penitenziaria, della chiusura degli OPG. Spesso non è detto che quando si fanno delle scelte, queste scelte poi siano realmente quello di cui si aveva realmente bisogno. Prendiamo il caso degli OPG, cioè chiudere un OPG, probabilmente come erano gestiti prima, il motivo della chiusura forse sarà stato, posso pensare, il trattamento disumano. Questo è quello che poi sostanzialmente emergeva dalle motivazioni per cui si decise di fare questo passaggio, col passaggio della sanità
penitenziaria al sistema nazionale, che sicuramente la chiave di lettura era di garantire anche ai detenuti lo stesso trattamento sanitario per le persone libere, ma oggi obiettivamente dobbiamo essere onesti, questo non è avvenuto. Sì. Sostanzialmente i detenuti sono penalizzati anche nel sistema sanitario nazionale, le persone che hanno problemi psichiatrici vengono penalizzate. Vi faccio un esempio lampante: Barcellona Pozzo di Gotto. Andiamo in Sicilia, quando era OPG, vado a visitarlo e c'erano 350 persone con questi disturbi, e quindi che necessitavano di un sistema sicuramente differenziato di quello di un'utenza normale. Chiudiamo Barcellona Pozzo di Gotto con 350 persone problematiche, facciamo le REMS in Sicilia, tutta la Sicilia ha 18 posti REMS, la chiamiamo casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e ci sono 350 persone problematiche che, oltre a non avere un'idonea detenzione per le loro patologie, oggi non hanno nemmeno il supporto sanitario, perché non essendo più un ospedale psichiatrico giudiziario, i farmaci che prima gli venivano somministrati sono totalmente ridotti. Che cosa succede? Eventi critici. Che cosa succede? Aggressioni continue al personale di polizia penitenziaria. Quindi mi chiedo, se la matematica non è un'opinione, come può un governo chiudere un ospedale psichiatrico giudiziario con 350 persone con problemi psichiatrici e dire che i posti, ho fatto l'esempio lampante perché è quello più chiaro, quello della regione Sicilia, e creare solo 18 posti REMS, che sostanzialmente poi sono tutti occupati dalle persone arrestate dall'esterno, per evitargli una detenzione, un impatto sulla detenzione completamente diverso, perché purtroppo ci troviamo di fronte a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti da anni, con ripercussioni sulla salute stessa di colui che le assume. Quindi, cioè, la riflessione è proprio questa. Tornare indietro è sbagliato? Sinceramente non lo so, io la lancio come momento di discussione. Non so se realmente guardare indietro è sempre uno sbaglio. Secondo me guardare indietro, prendere ciò che è buono del passato e modificarlo e rilanciarlo oggi, potrebbe essere una soluzione a tanti problemi che viviamo nel sistema penitenziario. Io non credo che ci siano colleghi della polizia penitenziaria che vogliono andare a lavorare in strutture fatiscenti o abbiano piacere di vedere detenuti che soffrono. Assolutamente no. Cioè nessuno deve dire, cioè entrare in un posto bello dove andare a lavorare, e noi lo vediamo su strutture, vi faccio un esempio tipo Ragusa. Io sono stato nel carcere di Ragusa durante una visita sui luoghi di lavoro e ho trovato una struttura esternamente, era una caserma fascista a suo tempo, quindi rimodulata e tutto. All'interno ho trovato un sistema detentivo veramente efficiente, era tutto nuovo, un sistema di cablaggio esterno dei muri, tutto in regola, il medico del lavoro aveva sistemato le postazioni della polizia penitenziaria, la spesa avveniva attraverso i tablet direttamente sul posto, un dirigente penitenziario e un dirigente di polizia penitenziaria, persone preparatissime, che hanno reso quel carcere, secondo me, un fiore all'occhiello. Se poi lo andiamo a rapportare a quello che è il carcere di Bollate, cioè vediamo che ci sono strutture penitenziarie che veramente rendono l'Italia uno Stato garantista, cioè riusciamo a creare queste strutture, quindi ciò che è buono va moltiplicato. Vanno riviste quelle strutture che sono obsolete e va rivista anche determinate decisioni del passato che probabilmente oggi stanno arrecando solo danni, non solo al personale di polizia penitenziaria, ma di fatto al sistema penitenziario, che non ci consente più di dare quelle garanzie a salvaguardia della salute del ristretto, e questo comporta comunque sia eventi critici che purtroppo molto spesso vanno proprio sul personale di polizia penitenziaria e sulle altre figure, gli altri operatori che operano all'interno del sistema penitenziario, quali funzioni centrali, psicologi, ufficiali, cioè tutto il mare magnum del mondo che lavora all'interno del sistema.
Allora, purtroppo il tempo è tiranno per davvero, e l'ora, i 50 minuti a nostra disposizione sono volati via davvero. Oggi Vuol è dire che volata è stata una veramente trasmissione piena. Ecco, Assolutamente non sì. è facile fare delle trasmissioni del genere. Abbiamo avuto un cavallo di razza come ospite, Mirko Manna, che non possiamo che Grazie ringraziare Fede. e invitare anche per le certo. prossime volte, perché è stata una chiacchierata piacevolissima, ci ha fatto volare. No, qualche volta lo vogliamo di presenza. Meglio ancora, se ci degna la sua presenza qua a Milano. Assolutamente Se sei sì. su Milano, Pensate che Antonio Fellone suda da fare schifo ogni trasmissione, invece questa volta si è andato via fresco. Cioè la prima volta che lo vedo andare via fresco come una rosa. No, ho lavorato di meno oggi, Ecco. dai, ho avuto una spalla come Mirko, dai, a parte Allora. che no, non sudo io, quindi non Eh, mettiamo in giro ecco, certe sì, cose. Quindi grazie Mirko, grazie veramente, noi Grazie a voi. ci vediamo presto, ovviamente ci saranno altre opportunità, assolutamente sì. Ringraziamo il plenum della regia di Radio Ringraziamo Libertà. la regia, grazie, veramente grazie ancora. Grazie Mimmo, a te Fede. di cosa dovere, Mimmo Grazie Magnetta. al padrone di casa che è in ferie perenne, Mimmo Magnetta. Grazie. Fate la chiusura invece di stare sempre. Chiudiamo qua. Grazie a tutti per l'ascolto, perché rammentiamo, siamo qua per voi, per informare, ma per davvero con la I maiuscola. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie sempre. Viva la polizia penitenziaria e viva il Sinape. A venerdì prossimo. Ciao.